Proseguono all'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia le operazioni di messa in sicurezza dell'autocisterna Macedone bloccata domenica scorsa sul raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Il mezzo carico di metano liquido presenta una perdita e si sta valutando come risolvere il problema. Maurizio Mervar. 18.600 kg di metano liquido a una temperatura di meno 170 gradi con una pressione attuale di 3 bar. Questo è il carico dell'autocisterna macedone isolata nel mezzo della pista dell'aeroporto Duca d'Aosta. L'autista, anch'egli macedone, sta collaborando con l'unità di intervento nucleare biologico-chimico-radiologico dei Vigili del Fuoco di Mestre, coadiuvata dalle squadre di Trieste e Gorizia. 1 litro di metano allo stato liquido una volta scongelato produce 600 litri di metano gassoso ed è proprio su questo passaggio che i vigili del fuoco stanno concentrando la loro attenzione. Si sta valutando quindi se sia più sicuro procedere alla sostituzione della valvola che ha evidenziato una perdita o se invece sia meglio procedere ad uno svuotamento precauzionale della cisterna. Entrambe le soluzioni sono complesse, la valvola infatti per le caratteristiche costruttive del mezzo è in posizione di difficile accesso e potrebbe essere necessario far intervenire il costruttore turco per sostituirla. Lo svuotamento invece presenta tempistiche piuttosto lunghe in quanto le pareti della cisterna sono coibentate per mantenere la temperatura a meno 150 gradi per diversi giorni e quindi la trasformazione allo stato gassoso necessaria per la combustione sarebbe forzatamente lenta. Intanto si sta procedendo ad un parziale alleggerimento della pressione bruciando le quantità di metano che lentamente cominciano a fuoriuscire allo stato gassoso. La situazione è sotto controllo. L'autocisterna ha al momento un leggero trafilamento, quindi una leggerissima perdita soltanto sul gruppo valvolare delle valvole di sicurezza, che sono là predisposte proprio per aprirsi e quindi disperdere il gas quando aumenta la pressione all'interno dell'autocisterna. E le scelte tecniche sul proseguo dell'intervento le adotteremo questa sera. Ci stiamo adoperando per continuare anche attraverso la combustione del prodotto.